Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi faremo i cannoli estivi. Curiosi? E allora, amonim in cucina. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Ma molti si chiederanno, dice, ma pazzo chef, ma che è questo cannolo estivo? Ora ci arriviamo, adesso vi racconto una piccola storia. Ci sono tantissime leggende che girano sopra questo dolce, sono tutte belle, tutte affascinanti, magari una di queste è anche la verità. Io ve le racconto un po' così e poi scegliete voi quale vi piace di più e fate la vostra. Una è quella che, per esempio, un monarca spagnolo in visita in Sicilia nel periodo estivo aveva sentito parlare dei famosissimi e straordinari nostri cannoli siciliani e voleva assolutamente assaggiarli, soltanto che a molti di voi sembrerà strano, ma è così, anche fino a 20 anni fa, quindi non stiamo andando lontanissimo, la ricotta di pecora in estate non si produceva per carenza di pascoli. E le monache, non volendosi dispiacere il monarca, hanno creato questo dolce chiamandolo appunto cannolo estivo. Ma il vero nome, come dicevo, di questo cannolo, originariamente chiamavano cannolo, cannolo estivo, era ova rabata grande, perché era appunto fatto con uova, quindi una frittatina con una farcitura che adesso vi dirò, fatto in questo convento, quindi il nome molto semplice e classico che faceva riferimento al convento, ova rabata grande, tradotto uova della Badia Grande. Ma un'altra versione è quella, perché poi nei secoli, negli anni più che altro, è stato modificato il nome in ova imurina. Su questo ova imurina si è aperto una diatriba pazzesca, ovviamente sempre in termini simpatici, ci mancherebbe altro. C'è chi sostiene che questo nome venga dal fatto che alla base di questo dolce c'è sia il cacao che la cannella che furono portati in Sicilia dai Mori, quindi da qui Murina. Ova su sempre uova, per cui sempre uova sono. Altri invece sostengono, ed è la versione che a me sinceramente aggrada di più, e adesso vi spiego anche il perché, che questo dolce ha le sembianze della murena, che in siciliano si chiama murina. La murena ha una parte esteriore marrone scura e l'interno, la carne, è molto bianca. Per cui se andiamo ad esaminare i colori e anche la forma di questo dolce, perché prenderà una forma tipo cannellone, quindi stretto e lungo, obiettivamente è precisa la murina, al pesce. Mettiamoci pure che Sciacca è una città marinara famosa per il pescato, secondo me questa è la versione più logica. Però fate voi, adottatela voi e scegliete voi qual è la versione che più vi aggrada. Fatta questa presentazione, che era più che doverosa, iniziamo a lavorare e partiamo con la farcitura, quindi la crema. Quello che ci occorre è del latte, dell'amido, perché andiamo a fare una crema neutra, della cannella, zucchero e scorzetta di limone. Come io sempre vi dico, non vi preoccupate, non vi darò le grammature durante il video, non vi annoierò, ma giù in descrizione di questo video troverete tutte quante le grammature, sia della farcitura, sia dell'involucro. E poi alla fine è una frittatina, ma un po' aromatizzata e particolare. Ok? Quindi andiamo avanti così. Casseruola, latte all'interno di un tegamino, un po' un bianco mangiare, potremmo anche definirlo, È sempre, conoscete, un dolce tipico nostro, trovate comunque la ricetta sempre nella mia pagina YouTube. Poi metto delle stecche di cannella, perché poi mi viene facile a togliere, scorzetta di limone, limone non trattato, e poi vado a sciogliere all'interno l'amido, lo zucchero, quindi tutto molto semplice, e inserisco al suo interno l'amido. Poi, con l'aiuto di una frusta, faccio sciogliere completamente, evitando di lasciare grumi. Inserisco fuoco dolce e la mandiamo avanti. La nostra crema sta marciando e adesso andiamo a fare questa, c'è chi le chiama crespelle, per me sono più una frittatina, perché non c'è latte, non c'è farina, quindi per me è più una frittata aromatizzata. Però chiamatele come volete, inserisco uova. Queste sono delle mandorle che io avevo tostato e tritato, quindi ridurre le mandorle in farina, poi cacao amaro e zucchero. In ultimo un po' di cannella. C'è chi mette anche qualche cucchiaio, per esempio, di marsala. Siccome le devono mangiare i bambini, io preferisco non mettere liquori. Fatto questo, adesso con un frullatore, uno sbattitore o anche una frusta a mano, creiamo una classica frittata. Forse devo avere un contenitore più grande. L'impasto è pronto. Adesso do una sistemata, una piccola pulita e continuiamo la ricetta. La nostra crema è pronta, vedete? Si è rassodata e adesso la facciamo raffreddare.
Segamino, nocciolina di burro, lino a temperatura e mettiamo oppete, e la giriamo così e la facciamo cuocere da tutti e due i lati e dopodiché la trasferiamo in un piatto. Continuiamo così ed eccoci qua, praticamente abbiamo finito. L'ultimo passaggio è stato quello di aver ovviamente raffreddato la nostra farcitura, passata a un setaccio oppure spettacolo, oppure anche a un classico passaverdure, non è un problema. Dobbiamo ricavare una crema abbastanza morbida. Altra particolarità di questa ricetta è l'uso della confettura di cucuzza. Cos'è la confettura di cucuzza? È esattamente questa qua che vedete. È una conserva, una confettura fatta con le zucchine lunghe. Nate chiamiamo cucuzza, voi magari nel resto del mondo la chiamate zucchina serpente. Per esempio la usiamo per fare anche le Maria Stuarde o facciamo la confettura di cedro, che è una confettura che io ho già fatto, trovate sempre nella mia pagina YouTube, oppure si usa questa confettura di cucuzza che è un po' più delicata rispetto a quella di cedro, ha un sapore un po' meno intenso, un po' meno aggressivo. Comunque, detto questo, adesso non mi resta altro che unire alla nostra farcitura un cucchiaio di questa fantastica confettura di cucuzza e i nostri meravigliosi finte cannole, ossia l'ovi murinto cannolo e poi con una sacca a poche in questo modo. Qualche goccia di cioccolato sopra e lo andremo a chiudere come se fosse un cannolo, in questo modo. Una ciliegina sopra, giusto per evocare un cannolo, e poi, volendo, se vogliamo dare proprio un tocco di colore, un po' di zucchero a velo. Ed ecco qua l'ovi morina. E adesso non ci resta altro che andare ad assaggiare. Bella